Signore e signori, buonasera, buonasera, buonasera. Quanti siete? Facciamo sentire l'applauso. Benvenuti, benvenute a questa serata conclusiva della 10ª edizione del concorso Festival Voci Nuove organizzato da Orve Pubblicità e da Promo Eventi. Un risultato importante, 2 serate che hanno preceduto questo nostro appuntamento conclusivo, ma ci arriveremo per ordine naturalmente a raccontarvi tutto quello che è successo. Certo è che prima di questa sigla importantissima avete visto passare alle nostre spalle quelli che sono i nostri supporter, quelli che hanno dato il loro contributo, ma quello che mi preme ringraziare è il Comune di Vittorio Veneto, in modo particolare l'assessorato alla cultura, che ancora una volta ha messo a disposizione questa bellissima struttura che ci ospita ancora una volta. Grazie al sindaco Gian Antonio Darè, che vedo seduto in prima fila accanto all'assessore Caldart. Io sono un po' preoccupato perché non so se sapete, non sono da solo a condurre questa finale, come non è accaduto del resto le altre serate, solo che, no dico 9:30, no dico Arianna? Forse ha bisogno di un applauso, forse. Signore e signori, Arianna! No. Eravamo d'accordo, ti ricordi ieri sera? Iniziamo Questa bene. sera io voglio una presentazione Iniziamo bene. da favole. Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei. Grazie. Non è tuo. No. Del resto non è mio neanche questo, Appunto. poi sveliamo tutto. Stavo Allora, per dirlo, sei stavo pronta? per dirlo. Sei pronta? Siamo Dopo questa prontissimi, gag? siamo prontissimi. Dico, sei pronta? Sì, siamo prontissimi per questa finalissima del Festival delle Voci Nuove di Vittorio. Vi ricordo che la serata sarà integralmente online su Vive TV, così Sì, è una gag che abbiamo fatto le altre serate. Basta, Vive TV, stasera, che manderà sì. in streaming la serata conclusiva del nostro festival. Abbiamo fatto una sorta di promo nel corso delle serate che abbiamo vissuto assieme, parlando appunto di questa differita che andrà su streaming. Bene, allora, vogliamo raccontare un po' i meccanismi nuovi di questa edizione numero 10 del concorso? il nuovo regolamento. Sì. Intanto abbiamo diviso i giovanissimi dagli adulti, il mini festival c'è già stato ed è stato bellissimo a dicembre, 2 categorie, giovanissimi e un po' meno giovanissimi, giusto per Sì. riprendere i nostri discorsi dell'anno scorso, e invece quest'anno il Festival delle Voci Nuove, l'edizione decima edizione, è interamente dedicata agli adulti, partono dai 17 anni. Ma forse la novità più importante è che quest'anno il primo premio in assoluto sarà della categoria brani inediti. Questo è importantissimo, ma naturalmente poi ci sono altre 2 sezioni, vale a dire il brano edito, che non può mancare, e poi questa novità ormai da un paio d'anni, che è diventata ormai a pieno titolo parte integrante di questa manifestazione, che c'è il premio della critica. Tutto questo avverrà strada facendo naturalmente. Adesso, siccome abbiamo una scaletta come sempre piena di appuntamenti, io direi di iniziare subito, se tu sei d'accordo. Sì. Chiamiamo già le prime finaliste, perché di una coppia si tratta. Per noi aprono la serata Marzia e Martina Tellan. Eccole qua, benvenute. Facciamo subito una breve conoscenza, ma del resto tu ieri sera hai già avuto modo di conoscerle. Da dove arrivano queste 2 amiche o sorelle? Diciamolo pure, amiche e sorelle, mi piace Sorelle. pensarlo. Da dove arrivano? Mansuel. La scelta di questo brano, che tra l'altro abbiamo già avuto piacere di ascoltare ieri sera, si intitola Bivio. Possiamo già anticipare qualcosa di questo brano e perché di questa scelta, naturalmente? Ma ci è sempre piaciuto questo brano e l'abbiamo sentito e abbiamo deciso di farlo tutte e 2 e cantarlo a duetto. Benissimo, allora noi siamo pronti ad aprire. Non devo influenzare la serata, però perdonatemi, un applauso un po' più caloroso per chi rompe il ghiaccio questa sera. Marzia e Martina Tellan.
paralleli al mio vivere. Qui sono i momenti che non ho vissuto, ne ho visti altri passare da qui. Le sue mani non ho avuto mai, per un bivio che mi ha portato a lui. Vita facile non ho avuto mai, e perché ho scelto di restare dentro i guai. Nei miei sogni no, non c'è stata mai l'illusione che fosse facile, perché la direzione utile non è sempre la più semplice che tu puoi scegliere. Così ti ho perso, e forse ho perso anche me, viaggiando dentro questo silenzio che sai com'è. A volte un brivido, una poesia non c'è, non c'è. Così ti ho perso, e in fondo ho perso anche me. Ogni momento c'è stato un bivio da scegliere, destino che mi ha portato via da te. Via da te. Sguardi su istanti sospesi, come le foglie cadute fin qui. Cosa sarebbe ora questa mia vita, se avessi scelto così e non così? L'inquietudine, il caffè alle 6, ferma immagine, non di un altro lui, sogni in polvere da riprendere. Se quello è il tuo nemico e questo è complice, ma corri immobile fra le rapide. Poi ti accorgi che non è stato inutile pensare di vivere così. Del resto è sempre un bivio che ci porta fino a qui. Sì, così ti ho perso, e forse ho perso anche me, viaggiando dentro questo silenzio che sai com'è. A volte un brivido, una poesia non c'è. Così ti ho perso, e in fondo ho perso anche me. Ogni momento c'è stato un bivio da scegliere, destino che mi ha portato via da te. Via da te. Perché? Grazie. Marzia e Martina Tellan. E siccome dobbiamo andare velocissimi perché veramente c'è tanta carne al fuoco, come si suol dire, passiamo a Raffaello Celebrin, altro finalista. Fans Club? Vediamo un po'. Niente, non arriva niente. Allora, una canzone di Noel Gallagher e poi... I Flying Birds. Bravo. Il titolo è If I Had a Gun. Sì. Prego. If I had a gun, I should have known into the sun. Love would burn this city down for you. If I had the time, I'd stop the world and make you mine, and every day will stay the same with you. Give you back a dream and show you now what might have been. If all the tears you cry will fade away,
soon. My eyes have always followed you around the room, 'cause you're the only girl that I ever need. I'm holding on and waiting for the moment to find me. Hope I didn't speak too soon. My eyes have always followed you around the room, 'cause you're the only girl that I ever need. I'm holding on and waiting for the moment for my heart to be unbroken by the sea. Let me fly you to the moon. My eyes have always followed you around the room, 'cause you're the only girl that I ever need. I'm holding on and waiting for the moment to find me. If I had a gun, I should have known into the sun. And love will burn this city down for you. Raffaello Celebrin, secondo finalista di questa 10ª edizione. E adesso una giovanissima, lei arriva da Colfosco, è Francesca Maniero. Eccola qui. Ciao Francesca, andiamo subito a recuperare il microfono. Ama la musica, ama l'arte a 360 gradi, ma qui si esibisce ovviamente con quello che ama probabilmente di più in questo momento, cioè che è il canto. Hai scelto una canzone di Alicia Keys If I Ain't Got You. che parla di cose belle, di cose positive, di quello in cui uno crede fortemente, l'ideale che uno si pone, no? Sostanzialmente. Sì, parla di ciò che è importante nella vita, di cosa si può scegliere, cosa non si deve scegliere, e una volta che si è scelta la cosa giusta, insomma, si è già arrivati a un buon punto. La forza c'è. Sì. Benissimo, la voce è quella di Francesca Maniero. Grazie. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing
Some people need 3 dozen roses, and it's the only way to prove your love them. And with the world on a silver platter, on what would it be? No one to share with no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If he ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If he ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. If I ain't got you with me, baby. Oh. So nothing in this world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby. Non è servito, hai visto? Dire fate un bel applauso a Francesca. Grazie. Adesso vado a presentarvi un gruppo, è il primo inedito di questa sera, loro sono gli Aka. Allora cominciamo dalla cantante che poi andrà a presentare tutti i suoi colleghi, compagni, cominciando da... Cominciando da Silvia Cao al coro. al coro, corista. Stefano Crovato alla chitarra acustica e Loris Ceccato al basso. Allora, il brano si intitola Intreccio di bianco e nero ed è un inedito scritto diciamo dei componenti del gruppo. Scritto da me e riarrangiato, quindi tutta la parte ritmica è di Stefano e di Loris. Bene, e allora in bocca al lupo da parte mia e del pubblico. Gli Aka, i fans club si facciano sentire, eh? Come neve che non scioglie, come pioggia che non bagna, come un campo senza foglie, come mare senza spiaggia. Tu papà, non dobbiamo essere esigenti, non chiediamo l'impossibile, siamo sempre contenti di una melodia di suoni impalpabile. Musica cibo dell'amore, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione, fuga dall'oblio vero, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione. Cuore che batte all'impazzata, notte pause, una chiave disegnata, questo è lo scrigno della vita, questa è la musica che ci invita. Musica cibo dell'amore, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione, fuga dall'oblio vero, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione.
musica cibo dell'amore, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione, fuga dall'oblio vero, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione, musica cibo dell'amore, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione, fuga dall'oblio vero, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione, musica cibo dell'amore, bianco e nero, emozione, fuga dall'oblio vero, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione, musica cibo dell'amore, intreccio di bianco e nero, pentagramma di emozione. Yaka! Grazie a voi. E così abbiamo ascoltato anche il primo inedito della serata. Esattamente. Arianna? Forse ci siamo dimenticati prima di dire che cosa vince il premio inedito. Beh, che ci siamo dimenticati mi pare impossibile. Però No, mi sono dimenticata potrebbe io. Anche Sono essere, dimenticata potrebbe io. anche essere. Di cosa Mi si sono tratta dimenticata invece? io. Di cosa si Di una tratta? borsa di studio. Di una borsa di Bene, studio. bene, bene. Allora, a proposito, non so se avete visto alle nostre spalle scorrono queste immagini belle, coreografiche che sostengono, supportano le canzoni, i cantanti. Beh, dobbiamo fare un plauso ad Edoardo Fainello che è lì seduto in regia audio, video e luci perché ne ha curato la scelta di questi brani che devo dire sono importanti per le esibizioni. Signore e signori, Stefano dall'Armellina. Cantautore, però dobbiamo dire una cosa, benvenuto innanzitutto. Possiamo regalare un microfono a Stefano intanto Vado? così? Sto andando? No, usa il suo così prova la voce. Devo dire che Stefano è particolarmente legato a questo festival, lo possiamo dire perché non è che hai mosso i primi passi qui, però questo ha significato qualcosa di importante per te. Nella vita di ogni artista c'è sempre un momento in cui si inizia, no? Invece, dirò di più, ho mosso proprio i primi passi in realtà qui, eravamo al Teatro Verdi, in un'altra ubicazione interessante, un bel teatro. Lei conosce la signora? Io ho avuto modo e ci ho anche cantato. Allora tenga il suo microfono così non faccio dall'asta. Mi scusi. Quindi, insomma, un grande emozione, insomma, è fantastico. Poi questi signori che continuano, no, imperturbabili ad andare avanti con questo festival, che è una figata pazzesca, meritano un applauso. Vabbè, salutiamo anche Giglio Barel che come sempre sta dietro le quinte ma ha un certo peso, diciamolo pure. Stefano, però dopo insomma hai cominciato a camminare con le tue gambe, adesso non vogliamo suonare il violino come sempre, no, però appuntamenti figurati. importanti, dischi, tournée, membro della squadra, cantanti, bla bla. Però quello che adesso ci preoccupa di più è che tu sei a un altro passo, ancora, e tu stasera ci fai un grande regalo. Non so mai dove va a finire. No, mi fermo qui, non preoccuparti, come disse Donatello. Ma No, questa sera veramente ci fa un regalo, sto parlando seriamente, perché dopo un bel po' di tempo ha finalmente finito di registrare questo nuovo CD che uscirà ad aprile. Ebbene, questa sera lui ci regala quelle che in gergo si chiamano chicche, anteprima, chiamiamole come vogliamo, insomma qualcosa che ci farà assaporare questo suo nuovo lavoro che ieri sera, chiedo umilmente scusa, ho storpiato, Figurati. Vendesi terreno edificante, ieri sera ho detto che era edificabile, invece di edificabile non c'è più nulla, giusto? Non ti dico il Stefano? titolo del prossimo. Perché... No, anche perché chissà come lo storpierò, ma senti, visto che di edificante non c'è più nulla, e guardo il sindaco qui davanti a me, per un po' basta,
No, dico, visto che non possiamo costruire qualcosa di edificante, cosa facciamo dentro di noi? Secondo me l'edificanza deve essere qua, cioè, oppure insomma seguiamo il nostro cuore, cerchiamo di stare sereni, cioè, basta. Cioè, cerchiamo, beviamoci una birra in più se riusciamo, se no ce la facciamo, perché ultimamente vedo che si può anche fare a casa la birra buonissima, ma lasciateci in pace, e mi riferisco a chi sapete voi. Benissimo, allora Stefano, visto che sei in buona compagnia questa sera... Allora, presento il maestro Alberto Fogliato, di cui vediamo una diapositiva. Eccola qui, quando aveva 6 anni, è uguale praticamente. Che mi accompagnerà anche in tour, insomma partiremo dal 6 aprile, poi avanti, e bla bla. Bellissimo. Bla, bla, bla. Allora, per voi questa sera, è il caso veramente di dirlo, in anteprima... Posso dire una cosa? Dopo tanti anni il disco è un po' volgare, si può? Certo, bene. Certo. Grazie. Del resto ormai la televisione ci ha abituati praticamente a tutto. Non per questo, perché probabilmente si hanno rotti un po' le scatole. Quella roba lì che adesso presumo... Scatole si può dire. Adesso ci penso, mentre ti ascolto. Stefano Della Mellina, dall'album Vendesi, terreno edificante. Il figlio di rivista ha un fiore a colazione, e c'ha una testa della Madonnola, almeno credo, nell'intenzione. O gli potessi andare, gli potessi fare male, gli potessi dare finalmente una lezione. Come si fa con gli animali sempre meno attuali, è la politica dei muli che ci fa stare ai poli. Come mi pesa avere un sulle palle, e lei come si scusa. La prego, faccia il bravo, scenda, 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 scenda. Grida tutto l'amore per i tuoi figli dei figli del niente. Grida tutto l'amore per i tuoi figli dei figli dei figli dei figli del niente. Che fossi in lei vorrei morire e salutare questa cavolo di vita dall'arenile, piuttosto che vedere la mia faccia sulla carta straccia dai dentisti o dalle parrucchiere. E sono tutti belli, sono tutti buoni, che peccato stanno ancora e sempre tra i coglioni o sui bastioni. Ah, come mi pesa avere un salista tra le palle. E lei come si scusa? La prego, faccia il bravo, scenda, scenda, scenda un po' da lì, che mi fa tanto male, e poi mi stia lontano, che c'ha i capelli unti e pettinati a mano. La 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 la. Il figlio di rivista ha un fiore rosso per la vergogna a colazione, è un simbolo d'Italia, un obolo direi per la nazione. Era finita qua proprio, non è che... Capisco che sia sconcertante, ma... Ora, questo pezzo nasce, il prossimo nasce da un colloquio che ho sentito in casa. Da ciò si evince facilmente che la mia casa non è una casa normale.
sono disposto a incontrare ognuno di voi per spiegarvi che cosa succede. Ho bisogno di una mano, allora c'è una cosa molto semplice da fare che dobbiamo fare insieme. Quando ve lo chiederò io, come diceva Giuca Scasella, e la cosa va così. Vediamo se la facciamo insieme. Mi scusi maestro. Lei è perfetto perché è pagato, quindi è giusto. La melodia è questa, e tutti insieme. Seguitemi. La 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 la, ok? La 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 la. È semplicissimo. La rifacciamo, cioè la rifate voi? Ciutri, la 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 sapevo che fosse un successo. Ok. Facciamola più forte. Ho solo 6 minuti, non possiamo fare tutta la notte. Più forte, però proprio la la. Ciu, tri, la la la. Le palle. Così. Quando ve lo dico io, stai a destra che c'è le macchine, che c'è le strade, che pullula di gente, che è tanto strana, che è tanto bella. Poi c'è le votazioni e c'è la tua cartella, poi va su Oni e tutti sono felici e i gatti sono amici. Ed improvviso mi manca la centrale, il latte e la bile, le torre con le pille, ma c'è tutti i servizi, formaggio con i B, sì, l'edicola col super, che poi non è un mercato, la chiesa, la cappella, con la bambina bella e il prete che la culla. Poi fammi un favore, non parlare, che questa è musica, stiamo mica qui a scherzare, che c'è la conferenza che non puoi fare senza, si premia la coerenza, i pessi con la lenza, e tutti a dire, e tutti dopo a fare, e noi ad ascoltare, tutti, e la la. Stai a destra che questa è musica, mica pizza e fichi, le mele sono cachi. La 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 la, tutti! La 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 la. La 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 la. Di più. La 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 la. La 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 la. Guarda, il mondo è bello,
ma ogni tanto gli viene la febbre ed improvvisamente non è più quello. Respira, c'è un'aria nuova. Dicembre ci porta zanzare e calore, a Natale evviva un temporale, è una pioggia sporcata di blu che arriva al mare, e i pesci vengono a galla a nuotare tra il sapone e la colla e a dire che così non vale, che stiamo male, 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 male. E i pesci vengono a galla a fare col sapone la bolla e a capire se è vero che stiamo male, 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 male davvero. Attento, ti fiorisce il mango, è normale, ci riempi le frittelle a carnevale. E quest'anno, amore, ti porto al sole, sulla spiaggia a raccogliere i funghi, con il piombo a livello di guardia nel mare. E i pesci vengono a galla a nuotare tra il sapone e la colla e a dire che così non vale, che stiamo male, 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 male. E i pesci vengono a galla a fare col sapone la bolla e a capire se è vero che stiamo male, 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 male davvero. Aiuto, questo mare fa schifo, questo mare fa schifo. Aiuto, questo mare fa schifo, questo mare fa schifo. I pesci vengono a galla a nuotare tra il sapone e la colla e a dire che così non vale, che stiamo male, 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 male. E i pesci vengono a galla a fare col sapone la bolla e a capire se è vero che stiamo male, 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 male davvero. E i pesci vengono a galla, na na, e i pesci vengono a galla, e i pesci vengono a galla. E beh. Alberto Fogliato, grazie Alberto. È giusto ricordare anche che i pesci vennero a galla. Certo che devo farti una domanda. A trovare i funghi sulla spiaggia, cosa avevi fumato quel giorno? Avevo mangiato dei funghi la sera prima. Capisco. Stefano dall'Armellina, grazie. Torniamo alla nostra gara e torniamo nella sezione inediti. Un giovanissimo, lui è Carlo Gallon. Eccoci qua Carlo, a raccontare di questa canzone che è sì una canzone d'amore, però. È una canzone che è scritta anche. Allora, le mie canzoni innanzitutto comunque nascono sempre in qualche modo da dei disagi che io provo e che tramuto quindi in strofe, perché spesso non si riescono a dire quotidianamente certe cose. Certo. Beh, questa canzone si chiama Il caldo di dicembre e l'ho scritta per la mia ex ragazza quando ci siamo messi insieme, però il titolo naturalmente è un titolo un po', se si vuole pensare in maniera ambigua, perché il caldo di dicembre
fa pensare... No, vabbè. Sembra una contraddizione, Sembra ma in una realtà contraddizione. non è così. Però non è così. praticamente il senso è che io con questa ragazza mi sono messo insieme a dicembre. Il senso sarebbe che in un mese così freddo, anche caratterizzato da, secondo me, un sacco di cose ipocrite, come il Natale, come il Capodanno, come tutte queste cose dove siamo tutti buoni, dove siamo tutti sentimentali, dove siamo tutti gentili. E alla fine, track. E alla fine non è così. Quindi, secondo me... almeno per quello che sentivo io in quel periodo, mi sono reso conto che anche in un periodo così ipocrita si può trovare qualcosa di veramente vero, che riscalda veramente l'animo delle persone. E noi adesso lo sentiamo, questo qualcosa che tu hai sentito. Per noi, Carlo Gallon. Buonasera. Dai che rotoliamo, ci perdiamo nei calcoli del tempo. Se vuoi volare via, io sarò il tuo vento su conchiglie e su mari, sotto fuochi e sotto spari. Ti tengo più vicina nell'oggi e nel domani. Svegliami quando starò immaginando, portami dove il tuo cuore sta andando. Fai il cartone, l'illusione, masticheremo la passione, quella vera, non solo troppo, che col tempo devi al modo. E tu ben troverai a te verità, sai. Tu ben troverai a te vere suono che con su di me si nutrono di follia. Girando intorno sai, ti rendono più mia. In questo giorno che, oh è bellissimo. In questo giorno che vivo benissimo, oh, con te. Dai che rotoliamo, ci perdiamo nei calcoli del tempo. Se musica vuoi essere, io sarò il tuo tempo. Melodia nelle mie vene, accordi da suonare insieme. E nei campi dell'amore noi piantiamo il nostro seme. Gustami, che neanche io so definirmi. Spogliami, e così che riesca a capirmi. Famosi baci e pizzicotti in ogni cosa. Per cui lotti, vieni dentro un po' di me. Io tengo dentro un po' di te. Tu dentro me dai, a te verità sai. Tu dentro me dai, a te vere suono che con su di me si nutrono di follia. Girando intorno sai, ti rendono più mia. In questo giorno che, oh è bellissimo. In questo giorno che vivo benissimo, oh, con te. Grazie. Carlo Gallon. Te ne lasciami essere quando tu sei fiamma in me. Consumami negli occhi tuoi. Se non sai tenermi qui, prendimi un po' come vuoi. Se non sai come si fa, prendimi nei voti tuoi. Ma non mi affogare mai, prendimi un po' come vuoi. Solo stringimi nel freddo e nel caldo tuo. Hey, yeah.
Grazie. Voglio ringraziare di cuore il mio amico Alessio Damiano per essere venuto a sentire me, a supportarmi. Grazie amico. Grazie di averci portato Voi, caldo naturalmente. anche a gennaio, oltre che a dicembre. Va bene. Ciao Carlo, arriva Francesca Costella. Buonasera. Francesca ci canta una canzone di Whitney Houston che si intitola I Have Nothing. Vuoi che diciamo qualcos'altro? Ma anche no. Anche no. Grazie. Share my life, take me for what I am, 'cause I never change all my colors for you. Take my love, I never asked for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I will hunt it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere I hurt. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. I must start imagining you there. Don't want away from me. I am nothing, nothing, nothing if I don't have you. You see through right to the heart of me. You break down my wall with the strength of your love. Ooh, I never knew love like I know it with you. We don't memories survive. Who one I can hold on to. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I wanna back again, and this passion inside can't run from myself. There's nowhere I hurt. Long and I remember forever. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my
E complimenti a Francesca Costella. Corriamo velocissimi, è il momento di Anna Mutton. Eccola qui. L'applauso anche per lei, giovanissima, 17enne, però con una passione per i Rolling Stone. Com'è sta cosa? Sto pezzo? Come mai? No, vabbè, ho scelto questo pezzo perché mi sono ritrovata molto nel testo e mi piace. Però c'è un arrangiamento invece particolare che poi ha fatto Alicia Keys. L'arrangiamento è di Alicia Keys. Forse qui, insomma, ti sei innamorata un po' di più di questa canzone. Sì. Anche sì. Siete pronte ad ascoltarla? La voce di Anna Mutton.
Grazie anche ad Anna Mutton. E adesso tocca agli Event Horizon. Prendete già i vostri microfoni. Allora, proprio due... C'è qualcuno che ti conosce per cognome? Che fan. Pensavo che uno si chiamasse Event e l'altro Horizon. No? No, non è così. No, vabbè. Allora, voi cantate una canzone che si intitola Closer, l'autore... Nio. Però in realtà c'è molto del vostro zampino in questa canzone, vero? Soprattutto nei testi e anche negli arrangiamenti. Diciamo che sia nell'arrangiamento della base sia nel testo abbiamo messo del nostro. Comunque fa parte comunque della categoria editi. Io vi lascio, buona fortuna anche a voi. Grazie. She shines just like a star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in ear, I still hear loud and clear. Like she's right there in my ear, telling me that she wants to want me, to control. Just can't stop, and I just can't free myself away, but I don't want to escape. I just can't stop. I just can't stop. I just can't stop. I can feel it in my skin. I can taste it on my tongue. She's the sweetest testosterone. The more I get, the more I want. She wants to own me. Come closer. She said, come closer. And I just can't pull myself away. Under her spell I can't break. I just can't stop. I just can't stop. I just can't stop. And I just can't bring myself away, but I don't want to escape. I just can't stop. I just can't stop. I just can't stop. I just can't stop. Ti sento più vicino. Riesco a liberare tutta l'energia che rende forte un uomo. Non avverto il senso dei confini che nascondono la meta, ma sento più forte la paura dell'ignoto. Sento il battito, perdo il self-control. Vuoi fermarmi? No. Il battito non è fare finta che non c'è, E fingere di vivere pensando che non c'è un perché. Affondare un attimo non è spendere
Oi là là. Grazie. Grazie. Scusate, voglio vedere cosa c'è scritto. Grazie. Gli Event Horizon. Allora, devo parlare di cose serie. È un po' difficile dopo questa performance. Copritevi per favore, Sì. copritevi. Ci Vabbè, sono dei ogni sera- bambini. ogni in sera c'è una Ci sor- sono dei c'è una bambini in sorpresa. sala. Ti vedo quando entri in scena e sono sempre preoccupato perché sembra che da un momento all'altro tu debba inciampare in quest'abito. Devo Non è dire così. la verità, sono un po' preoccupata anch'io tutte le volte che entro in palco. Devi dire dietro, avanti, chilometri e chilometri. Però secondo me fai una cosa per noi. Sì. Ci fai 2 passi proprio. No, fai l'entrata. Provo, Sì, quando ti chiamo io, metti quella base lì che non gliel'abbiamo neanche detto. Dai. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. Scusa un attimo, Edoardo. All eyes on us. No, questa è una scusa. Credeva, credeva. Questa è un'altra cosa, scusa. Questa lo No, si fa prova a dopo farlo tu. mezzanotte e mezza. Prova a No, farlo io faccio, tu. sai che faccio il passo, ma dopo, carpiato. Adesso, vogliamo ringraziare a questo punto questo la siparietto cenetta, per ringraziare, tu devi ringraziare qualcuno. Io in modo particolare voglio ringraziare Massimo di Favole Uomo che ha pensato ancora una volta di vestire il presentatore. Perché non sarò bello. Sei bellissimo. Però con un abito di Pignatelli piaccio. È vero o no? Fin qua. Mentre tu hai Favole Donna che pensa al tuo vestito. Sì, e devo dire che sono stati incredibili perché mi hanno Sì, dato sono d'accordo con un'occhiata te. ieri sera, mi hanno portato quest'abito e mi hanno dato proprio a pennello. Sai che glielo devi rendere, quindi Sì, non dilungarti. esatto, Bene, peccato. siamo pronti? Vogliamo dare un po' di energia a questo nostro palco? Sì. Lo facciamo con un corpo di ballo straordinario che questa sera ci onora con la sua presenza, li rivedremo poi, li saluteremo per ordine. Intanto, Dance City! You gotta
Dance City. Afterlife, quello che succede dopo la vita, è stato interpretato per noi da questo corpo di ballo a cui tributiamo un altro applauso per la loro bravura. E parliamo di Dance City, fondata nel 98 da Marica Derton. La scuola si basa sulla trasmissione della passione per la danza, sulla ricerca di stili diversi e modi di esprimere la danza per vivere la dimensione piena di questo mondo espressivo e straordinario. Attiva da 25 anni, la scuola si avvale di insegnanti qualificati e collaborazioni di ballerini e coreografi di fama nazionale ed internazionale. Partecipa a rassegne e concorsi dove ha racchiuso consensi e riconoscimenti, offrendo così agli allievi la possibilità di crescere ed ampliare le proprie capacità. Dal 2004 la scuola Dance City è affiliata per la danza classica al programma Royal Academy di Londra. L'applauso alle nostre e ai nostri protagonisti. A dopo, grazie. Invece adesso tu che mi racconti, prima di tornare alla gara. Adesso ti racconto che siamo arrivati al secondo ospite di questa sera. Chi è? Lei canta praticamente fin da giovanissima, ha partecipato e ha vinto diversi concorsi, canori tra i quali Nuove Frontiere in Tour, ma soprattutto ha vinto 2 volte il Festival di Vittorio Veneto. Anche lei? Questo festival. Accidenti. E quindi... Ieri sera l'avevamo in giuria, questa sera invece canta come ospite Tiziana Judica. Se vuoi ci avviciniamo al microfono. Buonasera. Allora, io direi che forse è il caso di parlare di questo questa tua ultima fatica che riguarda proprio, diciamo, un metodo, no? Un metodo di canto. Sì, mi sono certificata 2 anni e mezzo fa col metodo Still Voicecraft, che è un metodo molto molto pratico, molto interessante per chi lavora come noi con la voce, sì, ma anche chi lavora con la voce professionalmente, cioè manager, chi deve parlare molto, insomma, chi deve parlare molto. Esatto, è un metodo che aiuta proprio ci aiuta a non farci male, avere una consapevolezza di come usare la voce al meglio. Ho capito, perché parlando con te prima, che questa è una cosa a cui tieni particolarmente. Sì, ci tengo perché mi ha cambiato, non dico la vita, però insomma tanti suoni. Sì, a una cantante sicuramente cambia la vita. Ai logopedisti, a tanti professionisti della voce. Il tuo ultimo progetto musicale qual è stato? No, ho fatto delle grandi esperienze fuori, sono stata a Firenze, a Roma, ho lavorato con dei grandi nomi, mi sono avvicinata al musical, è stata una bellissima esperienza. Sì, addirittura ho fatto un pezzo comico al Teatro Sistina a Roma con Mini Minoprio. Mini Minoprio. Io me la ricordo purtroppo, nel senso purtroppo non per lei, ecco. Cioè, purtroppo perché per me è passata l'età, insomma. Sì, no, però è stata un'esperienza pazzesca, mai nella vita tu diresti wow, sul tip tap. Ok, allora tu ci canti One Night Only. Sì. Possiamo lasciarti cantare? Let's go, sì, dai, lasciami cantare, va così me la... Tiziana Judica. Grazie. All my love and my devotion, you want my love and soul right on the line. I have no time that I can love you forever. The only trouble is you really don't have the time. You've got one night only, one night only.
Tiziana Judica. Grazie. Grazie. Grazie a te Tiziana per questa tua breve ma importante performance. Adesso ritorniamo alla gara, è la volta ancora di un brano inedito. Lei è Valentina Buscemi. C'è l'applauso? Sì. Perché li distribuiamo equamente gli applausi nel corso di questa nostra serata. Perdono, ho fatto tutto io, chiedo scusa al nostro assistente di palco. Allora, Tiziana arriva da Paese per raccontarci un amore. Valentina. Pardon, un amore però, un amore, posso dire un po' diverso, un modo diverso di vedere l'amore. Sì. Facciamo questa premessa. Un modo speciale di vederlo. Molto speciale, che Esatto. solo un padre Esatto. potrebbe vederlo. È Esatto. così? È così, è un modo speciale perché lo ha raccontato mio papà, quindi la canzone l'ha scritta lui, è una canzone d'amore, una canzone introspettiva e c'è che. È in sala tuo papà? Sì. Quindi doppio applauso, ma innanzitutto Grazie. per lei, Valentina Buscemi. C'è che ogni sera mi ricordo il primo istante, quando per caso tu ti sei trovato proprio accanto a me. C'è che ogni volta che mi guardo nello specchio mi domando se son sicura dei tuoi sguardi a volte assenti, del tuo amore. Ma poi mi basta ripensare ai nostri giorni senza problemi. Forse più dolci sono proprio questi del presente. C'è che mi piace di sforzarmi a ricordare le parole che solo qualche mese fa osavo dirti senza timore, che non c'è stato mai nessuno come te che mi ha compresa. C'è che mi sento realizzata e più sicura, son proprio io. C'è che se non ti vedo solo per un giorno io sto male. C'è che mi prende un vuoto proprio forte in fondo al cuore. C'è che ho bisogno di capirti e tu comprendermi se puoi. C'è che non so che fine io farei se mi manchi della vita mi sono fatta trascinare piano piano dal tuo amore. C'è che non temo dei rimorsi o dei rimpianti né incomprensioni e mi prometto di aiutarti ogni momento senza tregua. Il solo scopo che mi spinge a continuare è di appagare quel desiderio che ti fa sentire strana, che è l'amore. Perché se non ti vedo solo per un giorno io sto male. C'è che mi prende un vuoto proprio forte in fondo al cuore. C'è che ho bisogno di capirti e tu comprendermi se puoi. C'è che non so che fine io farei se mi manchi tu.
Salutiamo anche Valentina Buscemi e accogliamo invece un gruppo, loro si chiamano i Reverse, fans club scatenato per i Reverse. Allora loro hanno un inedito, la canzone si intitola Be Another. Chi è che ha scritto questa canzone allora? Tutti insieme, da un'idea partita da me per il testo. Musicale tutti insieme. Tutti insieme. Siamo quasi pronti? Età media di questi ragazzi? 17? Quindi avete tutti 17 anni? Mese più, mese meno? Be another, essere? Un altro? Un altro in che senso? È un senso un po' particolare, è un po' un gioco di parole il titolo della canzone. È un altro inteso non come lo si intende in maniera normale, diciamo, ma un altro come essere uno degli altri. Cioè, uno di quelli che fare parte degli altri? Distinguere. Di quelli che si sanno distinguere. Così abbiamo spiegato anche al pubblico il testo, visto che è in inglese, sbaglio? Pronti? Mi tolgo. Originality. If you ever thought it could be a good thing, and if you ever tried to be a bit different, tell the world that you are not like everybody, but not smiling. We're falling apart in our faith, like a flock you are, but you don't realize that now. Why? Just tell me why you have to know that the right way is to try to be another. And you're just trying so hard to fit in when you were, but I stand out. Your soul is closed in your head, but we're colors that need to explode, but not smiling. We're falling apart in our faith, like a flock you are, but you don't realize them now. Why? Just tell me why you have to know that the right way is to try to be another. It's time to be someone. We're higher, higher, blind. If I ask you if you are alive, you won't answer, 'cause you're not. Take a breath, just one time. Life is better if you try, if you try, if you try, if you try. If you try to be another. Grazie. I Reverse. Adesso, questo non è un nome d'arte, è il suo nome, dobbiamo applaudire con calore la nostra Penelope.
Penelope, giovanissima, 17enne, arriva da Revine Lago, però con le idee molto chiare, ma ha scelto un pezzo di Rod Stewart e non posso neanche chiederle perché. Lo scopriremo solo ascoltando la sua interpretazione. Penelope. Penny. Grazie anche a Penelope. Arriva Marina Bettiol.
Buonasera. Marina, dici da dove arrivi? Da Visnadello, di Spresiano. Quanti anni hai? 26. La scelta è caduta su Joston, una canzone che si intitola You Had Me. Esatto, grazie. You had me, you lost me, you're wasted, you cost me. I don't want you here, messing with my mind, spitting in my eyes, and I still see. Try to keep me down, I'm breaking free. I don't want no part in your next fix. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of make it money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you cost me. I don't want you here, messing with my mind. I realize in time that my eyes are not blind. I've seen before, I'm taking back my life. You tried to trade on my naivety, but I think you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I leave behind is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of make it money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you cost me. I don't want you here, messing with my mind. I realize in time that my eyes are not blind. I've seen him before, I'm taking back my life. But the kind of pocket of cigarettes that's only used to be, but now you're sleeping, no snow where you're feeling low. Suffocating dream that could have. Maybe for a minute I was done with that, but it didn't take long for me to see the light. You threw your control of it. When I step back, you sleep, so you're sublime. You had me, you lost me, you wasted, you cost me. I don't want you here, messing with my mind. I realize in time that my eyes are not blind. I see him before, I'm taking back my life. Taking it back, I'm taking it back. Taking back my life. Taking it back, I'm taking it back. Taking back my life. Ain't nobody got no business stressing all the time. Taking it back, I'm taking it back. Taking back my life. You had me, you lost me, you wasted, you cost me. I don't want you here, messing with my mind. I realize in time that my eyes are not blind. I've seen him before, I'm taking back my life. Taking it back, I'm taking it back. Taking back my life. Taking it back, I'm taking it back. Taking back my life. Ain't nobody got no business stressing all the time. Taking it back, I'm taking it back. Taking back my life. Grazie, grazie. Energia, grazie a Marina Bettiol, altra finalista di questa 10ª edizione del Festival Voci Nuove di Vittorio Veneto. Adesso sono un po' preoccupato perché è il momento di un gruppo che ha guadagnato la finale di questa sera. Accoglieteli con un applauso, sono i Formato Standard. Bene. Con Psycho Killer cantano
di formato standard, suona a me medesimo e ho il piacere di presentarvi il nostro maestro, nonché coordinatore, Qualunque Mano Mozza. Un applauso per Qualunque Mano Mozza. Nobody but she looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. Pa 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 pa. Better. Round, 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 round. Highway, highway. I gotta tell her the girl, she's on my mind. Nobody but she looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes you're gonna make me feel so bad. 999, pa 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 pa. Round, 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 round. Away. Psycho killer runs whispering now. Hush, hush. She broke my heart by the love attack. Say now, hush, hush. But I heard her call my name, not me. But I heard her call my name, not me. I got hurt in the morning. I got hurt in the evening. Oh, I gotta have it. Oh, I gotta have it. She's good over like quicksand. Only this one touch of her hand. She blow my mind and I instantly I can eat so I can sleep. 999, 999, 999. Psycho, psycho, killer, psycho, killer. Throw my heart in the ball of my name now. Hush, hush. She broke my heart by the love attack. Say no, psycho. But I heard her call my name now. Hush, hush. I need to love me, not to blame now. You got early in the morning. You got late in the evening. Oh, what I doesn't need is. Oh, I gotta have it. Na na na, pa 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 pa. Better, better, better. Round, 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 round. No, no, no. So swallow, so get up deep, so swallow. I really listen on the spot. You're my lies, fast like Laura. Da 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 da. We are free and we are blind. I hate people when they're not polite. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est?
Vorrei chiedere un applauso anche per il direttore d'orchestra. No, vabbè. Cioè non se ne viene fuori da questa cosa. Saluto anche Franco che è qui seduto in terza fila, sicuramente starà pensando qualcosa di brutto. No, mi è piaciuto perché mentre dirigeva continuava a tirare sul top, come se avesse le cose che andavano... Sì. E tirava anche un po' giù le gonne. È suo amico, immagino. Arrivederci, sì. Non parlano. Chi è che fa la direzione artistica del festival qui? Allora, mentre sgomberiamo il palco osceno da tutto quanto, parliamo del prossimo ospite, che dici? Direi di sì, appena riusciamo a fare un po' di posto qua davanti. Cosa Sì. dici? Allora, lo ringraziamo perché in queste 2 serate e anche stasera è stato in giuria, abbiamo un po' giocato con lui pensa che io ironizzi sempre sul fatto che sbaglio il nome, in realtà c'è un chiodo fisso, invece Come lo chiami? adesso Come lo Maurizio chiami? Potocnik, in arte Ritz! Ritz! Vado a prendere il suo microfono. Ma potrei fargli usare questo, che dice, così intanto sentiamo Questo. anche la sua voce. Ben ritrovato, ben ritrovato. Ciao Maurizio. Allora, ieri sera abbiamo detto una cosa in merito alla tua discografia, ma soprattutto a quello che in quel momento era l'interesse della stampa. Buonasera a tutti intanto. Perché Stampa, con le foto stampate di tutte le fanciulle che tu hai avuto il piacere e l'onore di conoscere. È una loro vecchia gag questa. È una vecchia storia. È una vecchia invidia mia che ogni volta che aprivo Novello 2000, 3000, Novello. Io mi ricordo che poi vino, quando- vino Novello. Perché lui ha iniziato a cantare prima di me. Sì, avevo i pantaloncini corti, Esatto. però non glielo raccontiamo perché siamo lunghi come il brodo stasera, per cui io direi subito di portare a bomba. Ma dopo canti una canzone? No, vi risparmio questa oscenità. Senti, Maurizio, del tuo repertorio, di cui potremmo parlare all'infinito, ma ripeto, non abbiamo purtroppo, ahimè, tanto tempo. Che ci regali stasera? Allora, un brano inedito di cui ho fatto circa una produzione un paio d'anni fa, che non abbiamo ancora finito, ma ti spiego perché lo voglio presentare qua questa sera. Tra l'altro c'è il mio socio in music, sì, di musica, produttore di questo brano. E questo è uno di quei brani di cui abbiamo 9 brani che sono belli sullo stesso diciamo tracciato. Se troviamo un gruppo interessante, un cantante interessante, potrebbe essere uno dei ragazzi. Qui abbiamo avuto potrebbero essere uno dei ragazzi che c'è. C'erano C'è degli proprio qui elementi al secondo me festival. validi, potresti prendere spunto. Poi vediamo cosa dice. E la poi in giuria. coda cosa facciamo? In coda invece facciamo un vecchio brano, è Imagination, un classico Balleremo tutti? dei miei successi Tutti in piedi, anni quindi. 80 e quindi... E tutti felici. Ritz! Grazie. There's a breaking all the way. I can keep the sun surround. Then I won't through the thorns. You can give this way again. There's a something in the air. I can give, you can give, can break in the wall. You can feed it in the air. You can dance around the fair. You can take, you can break in the wall. When you ever stand, I know there's a something in your eyes. You can breathe.
Grazie. Questa è la prima volta che lo facciamo in pubblico. Era l'anno 85. E credo che nell'85 erano anche qui in piazza Vittorio Veneto a cantare. C'era anche Licia Collò con me. E c'era sempre però Egidio, Orve Pubblicità, Radio Luna. Yeah, Imagination. Sulle mani. Sei. All right. Woo. Sei. Original version. You let the cigarettes run heavy on the back. Got you hungry like a giant sandbag. Or you could try to sing it water real life, she said. Or you could understand the way you feel tonight. She played sexy on American Dream. She sound of witness and the sea. Imagination could make a night of you. Imagination could make me love it too. Imagination, it's all I want from you. I'll see. Woo. Say oh. Say hey hey. Oh oh. Hey everybody yeah. You lost a fortune before she could right. I lost her too on a perfect night with you. She had to guy this impossible skin. As a dude, I was still the same. She had been sexy on American Dream. So witness and see. Cantatelo voi adesso! Woo! Don't make a night of you. Don't make me love it too. It's all I want from you. You. I say you better watch out, cause Andrews get you with my baby. I can tell you what else going around. Man, there's something go straight down. Forever that you couldn't understand. The chance you could body you could give a man. This is not the rock, it's not the roll. It just can't be tricky down the floor. Say oh. Say hey hey. Oh oh. Yeah. Ci siete, bene. Grazie. Grazie. Però ci vuole un applauso di quelli belli forti, per il nostro Ritz. No, ma sai il problema è che stai seduto 2 ore, dopo devi alzarti a cantare. Neanche una birra. Neanche una birretta. Ciao a tutti, grazie. Grazie, complimenti per il pezzo nuovo, Maurizio. Mi raccomando, questi ragazzi veramente vanno seguiti, perché la musica è uno dei beni che veramente abbiamo e che ci restano nella vita, e quindi grazie a Orve Pubblicità, grazie a tutto lo staff, grazie a voi, grazie anche a tutti i colleghi musicisti e della giuria, perché questa cosa è sempre molto importante. Bisogna veramente fare qualcosa e voi stiamo cercando di fare qualcosa. Grazie ancora, ciao. Grazie a te. Ciao e grazie Ritz. E a proposito di giovani, adesso chi arriva? Arriva Andrea dalla piazza. Eccolo qua, quindi torniamo agli inediti. Torniamo, sì, ai brani inediti. Andiamo Andrea. Allora proprio velocemente lui ci dice questa canzone, siccome fa parte degli inediti,
Che cosa significa? Proprio in pillole? Beh, questo silenzio e questo mondo vuol rappresentare dove ognuno di noi penso si trovi quando viene lasciato da una persona un po' cara e si trova in questo silenzio, in questo mondo per ritrovare se stesso. Nel silenzio di un mondo tutto mio canta Andrea Dalla Piazza. Grazie. Chiudo gli occhi, lascio che il vento mi sfiori, mi accarezzi e mi consoli. E nel silenzio di un mondo tutto mio fingo un sorriso e mi domando se la felicità si è scordata di me. Quante volte la sera guardo le stelle, così lontane, così belle. Giochi di luce, la mia ombra sull'asfalto riflessa da una luna che mi guarda un po' perplessa, sempre la stessa, un po' perplessa. Luna, luna, guardami pure quanto ti pare, vedrai soltanto un uomo che sta male, male nel trovare una via d'uscita da una storia d'amore oramai finita. Dicono che il tempo guarisce ogni ferita, ricamando d'artista con fili di seta. E dentro al cuore tempo che non fa rumore, tempo d'attesa nella speranza di poter dimenticare due occhi azzurri che mi hanno fatto innamorare, due occhi azzurri come il mare. Luna, luna, guardami pure quanto ti pare, vedrai soltanto un uomo che sta male, male nel trovare una via d'uscita da una storia d'amore oramai finita. Sono piccoli frammenti di vita che sento scivolare sulla mia pelle. Come sabbia fra le dita, la sua immagine spiadita. Da una lacrima che mi offusca mente pensieri, oggi più di ieri, oggi più di ieri, oggi più di ieri, oggi più di ieri, più di ieri. Più di ieri. Nel silenzio di un mondo tutto mio. Grazie mille. Ed era il nostro Andrea Dalla Piazza. Complimenti Andrea.
E adesso, sempre per la sezione inediti, è la volta di un altro gruppo, loro sono i Vita Cultura. Eccoli qua. Andiamo subito a cercare di scoprire innanzitutto, sono un po' curioso per questo, chi è Bruce? Si parte sempre dal batterista, poi si viene avanti. Matteo, tu sei libero da impegni oppure sei preso dal tuo basso? Questo pezzo si intitola Se non piove e mi pare che quest'oggi no, dico, visto il tempo fuori, scusa la battutaccia. Vengo da te, Matteo. Allora, innanzitutto, Se non piove di cosa parla? Se non piove, diciamo che parla un po' di tutto e un po' di niente. Deriva dalla noia, diciamo, che alcune situazioni, diciamo, quotidiane il modo in cui alcune situazioni quotidiane vengono affrontate. Per esempio deriva da, esempio classico, la rivoluzione degli studenti nelle scuole. Tutti d'accordo? Poi quando piove però comincia sì, però non mi bagno, non voglio bagnarmi, quindi tutti a casa non si fa una tega, quindi... Perfettamente messo a fuoco il programma. Senti, approfittiamo giro veloce per conoscere anche gli altri tuoi amici. Allora, la chitarra acustica, Giulia Tocchet. Alla chitarra elettrica, Alberto Zanardo. Alla batteria, Michele Brun. È il nostro Matteo al basso. Allora, da Vita Cultura, Se non piove. Ricucimi addosso i pensieri abbandonati tra i nembi di tempesta, nei soffitti stellati han creato in questa stanza un microclima tropicale, con le palme e le spiaggette di incertezza artificiale. Oh barista, spinami un'altra vita da mezzo, mentre sgranocchio le mie notti e sbriciolo le mie mattine. Con le mie palpebre spengo le lampadine, con le matite delimito il mio umore. E piove dentro i miei occhi arrugginiti, e piove sui miei sorrisi seppelliti, e piove sul mio microfono innescato, e piove sul cuore inutilizzato. Desiderare di perdere il lume della ragione per non rendersi conto di essere un chimico del male, e non stare a pensare di guardare chi calpesto, e non stare a sperare di avere altri qui al mio posto. E ho bisogno di sentirmi stanco, almeno per un poco, bisogno di cambiare. Ormai l'ossigeno è scontato tra i desideri ed un futuro, il nostro ego che si muove. E viva la rivoluzione, o perlomeno se non piove. Ma qui piove sempre, piove sempre, piove sempre, piove sempre. Ma oggi non ho più bisogno di sentirmi abbandonato, rincuorare un po' me stesso è un piacere malinconico, come i lampi in un istante da un profilo e viso al cielo. Da ogni parte lo si guardi, nulla può essere sempre nero.
Grazie. Vita Cultura. Tocca adesso anche un'altra canzone inedita, quella di Matteo Spadetto. Vediamo, eccola, microfono, mi avvicino io allora. Buonasera. La tua canzone è in inglese, quindi diamo qualche spiegazione, giusto per chi magari non riesce a capire. There is a man who lives alone. Esatto. C'è un uomo, Che che vive vive da solo. Pearl è un Significato- uomo che è preso uno per tanti, in generale la canzone. Parla di quest'uomo che vive da solo in posti indefiniti, diciamo. Poi c'è un punto nella canzone in cui si dice che questo uomo preferisce vivere nei sogni che decidere chi uccidere, poiché sua mamma è un angelo mentre suo papà è un diavolo, e sta ad indicare che nel mondo siamo sempre a metà via tra il bene e il male, perché ci sono Bianco, sempre. nero. Esatto, e piuttosto che decidere quale prendere, tante volte preferiamo sognare. Avete capito tutti? Matteo Spadetto. There is a man who lives alone. There's a man who lives alone in a country called anywhere, and their soul is selling free. There's nobody who come on him there. He built his houses on a mountain with a door up into the moon, and some steps straight to the sky to bring him to the worlds of fools. He sleeps in a bed of dreams, but never thinking about how to kill. 'Cause his mother was an angel who made love with a devil. There's a man who lives alone in a country called anywhere, and there's a selling free. There's nobody come on hand. There are many people who live alone. You can find them anywhere, and they're so selling free. They expect for a friend to care. They expect for a friend to care. They expect for a friend to care. Grazie. Eccoci qua con Matteo Spadetto che ha concluso la sua performance. Ciao Matteo. Un brano adesso che sicuramente conoscete tutti quanti bene perché appartiene al repertorio di Noemi. Chiediamo il perché di questa scelta a Melissa Volterel. Ciao Melissa, ben ritrovata. Buonasera. Altra finalista di questa 10ª edizione. Chiedere perché un pezzo di Noemi è banale, perché quando si dice Noemi basta. Noemi. Questa è la scelta? No, ho
ho detto anche l'altra sera, è proprio un brano che mi sento mio. Cucito addosso. Studia giurisprudenza, un avvocato che canta, quindi. Un avvocato che canta. Un avvocato che canta. Di solito loro fanno cantare gli altri, invece lei canterà. Bene, allora sentiamo la sua voce. Lei è Melissa Voltarella. Grazie. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo, e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora: sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. Ora penso che il tempo che ho passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me. Tu sei stanco di tutto e io non so cosa dire, non troviamo il motivo neanche per litigare, siamo troppo distanti, distanti tra noi, ma le sento un po' mie, le paure che hai. Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente, posso solo ripeterti ancora, sono solo parole. Sono solo parole, le nostre sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. Sono solo parole. Grazie. Sono solo parole. Melissa Voltarella. Canzoni inedite, adesso tocca a un duo, Fabio e Vanessa. Siccome sono un duo, cantano una canzone in duetto. Mina e Celentano. Acqua e sale. Fabio e Vanessa. Grazie.
io direi quasi imprevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi e che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto dal motore che sento truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me, ed attendo che sia amore. Ma io, Ma tu, sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio di più acquistare, mi fai bene, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, vuoi godere, se mi vedi in un angolo ore ed ore, ore piene, come un lago, che se piove un po' di meno è uno stagno, vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le pene. vedi divertirsi fa bene. Sento che mi rido dentro, questo non mi conviene. C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa. È la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io, o meglio averti qui vicino a me. Ma io Ma tu, sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio di più acquistare, mi fai bene, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, vuoi godere, se mi vedi in un angolo ore, ore, ore piene, come un lago, che se piove un po' di meno è uno stagno, vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le pene. va vu 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 vai vu vai. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Fabio e Vanessa. E così abbiamo concluso le esibizioni di questa 10ª edizione del Festival Voci Nuove di Vittorio Veneto. 1, 2, 3. Signori della giuria, potete ritirarvi. applauso alla giuria, auguriamo loro buon lavoro e soprattutto fate i bravi, come ho già avuto modo di dire in queste serate. Tu hai fatto la brava? Io ho fatto la bravissima. Hai Anche notato? troppo secondo me stasera. Hai notato? Anche troppo. Ero un po'... Sì, il passo lì non mi è piaciuto, però non importa. Senti, avevo paura di rovinare il vestito, allora per quello ho fatto... facciamo un tuffo neoclassico, però una cosa Sì? molto soft, molto Sì, bella, sì, molto sì, elegante, sì, sì. per portarci poi ad un'altra performance, quella che ci concluderà
con la classifica finale della nostra serata. Adesso ritornano protagoniste le ragazze della Dance City. Vogliamo sentire l'applauso del teatro? E l'applauso più grande lo facciamo a chi dal 1988 si dedica con amore, con passione e anche con tutta la vita. Marika Derton. Non ho esagerato, Marika, ho fatto una premessa un po' doverosa in questi casi. Con passione e con amore ho detto. Non chiediamo nulla, perché lo sapete, agli insegnanti, alle maestre, non si chiede mai nulla, per cui chiediamo qualcosa a voi. Un applauso per Marika e per le sue straordinarie allieve. E adesso, come direbbe un giovane attore appena uscito dalla scuola d'arte drammatica di Roma, signori e signore, Edoardo Fainello. Ogni anno ci provo, eh? Che figo che sei. È merito di Massimo e delle sue favole da uomo.
No, figo per microfono. l'abito o figo per altro? Scusa, non ho capito. No, sei figo comunque, anche in mutande sei figo. Però glielo risparmiamo. Non l'ho visto in mutande. Glielo risparmiamo. Non l'ho visto in Ha mutande. scherzato! Vorrei, ma non l'ho visto. Senti, celiamoci allora in questo ruolo anche stasera. Abbiamo detto pillole di Pilloline, teatro. tanto per far vedere, appunto, come dicevi tu giustamente prima alle persone, che il teatro non è cosa noiosa dagli intellettuali, ma il teatro è nato per il popolo, e quindi il popolo che ha dei gusti variegati, e quindi incontra anche i gusti per chi vuole qualcosa di divertente, qualcosa di tragico, e abbiamo cominciato però con qualcosa di difficile, Shakespeare. E lo stiamo scusate, portando alla nostra maniera. I costumi sono quelli originali, costano anche un sacco di soldi, però. Perché Allora- l'Accademia, ti dico solo questo, l'Accademia appunto Lorenzo da Ponte, come abbiamo detto, intitolata Lorenzo da Ponte proprio perché vuole essere una cosa della città, non vuole essere una cosa nostra, che ad oggi conta quasi 90 allievi, più 200 iscritti ai seminari. Abbiamo seminari con attori, doppiatori e registi che vengono da tutta Italia. È un progetto condotto da due associazioni, l'associazione MAI e l'associazione Red Art, e supportata tantissimo dal Comune di Vittorio Veneto, che ringrazio, signor Sindaco, signor Assessore, grazie. E pochissime amministrazioni danno una mano così a chi vuole fare queste cose, quindi io sono Posso più che onorato. testimoniare. Tutto questo per dire che è diretta da lui naturalmente l'Accademia, e questo merita sicuramente una sottolineatura. Allora, abbiamo sognato un po' in queste serate precedenti, adesso sogniamo nel vero senso della parola, perché ci porti in un sogno di mezza estate. Però facciamo anche questa premessa perché non si aspettino tutta l'opera naturalmente, No, dura 3 ma ore e mezza l'opera. Sì, quindi passiamo con brioche, cappuccini e viveri di sostegno, ma quello che ci interessa sapere è che questa cosa sarà sì brillante, ma allo stesso tempo sarà veramente qui in diretta, senza, sì, il testo c'è, però qui si va a ruota libera finché giuria non vi separi, mi verrebbe da dire. Finché giuria non ci separi. Finché giuria non Poi vi tra separi. l'altro, siccome i ragazzi sono bravissimi, sono preparatissimi, io non ho studiato, quindi io vado a ruota libera e loro mi Adesso seguono. ti guardiamo. Edoardo e i suoi ragazzi. Allora, ormai è la terza sera che siamo assieme, il meccanismo l'avete capito, io vi racconto una storia, vi racconto più o meno cosa succede, e poi mentre io vi racconto gli attori entreranno per dare vita a queste piccole scene. Sogno di una notte di mezza estate. L'abbinamento non è quello giusto, solo che alle mie spalle c'è il teatro di Shakespeare, il Globe, ci siamo vestiti da 1600 ugualmente, ma la scena è ambientata ad Atene, quindi dovremmo essere tutti vestiti da greci, ma i vestiti da greci non ce li abbiamo, quindi accontentarvi. Cosa succede al palazzo del duca Teseo? Il duca Teseo si sta per sposare con Ippolita, la regina delle Amazzoni. Mentre si sta per sposare arriva Egeo, padre di Ermia, che è un po' arrabbiato perché Egeo ha promesso la sua figliola Ermia in sposa a Demetrio, un giovane sempre di Atene. Ma Ermia è innamorata di un altro giovane, Lisandro, e quindi Egeo porta Ermia da Teseo dicendogli: attenzione, qui ci vuole una punizione. Arriva Ippolita. Mia dolce Ippolita, il giorno delle nostre nozze saprà essere veloce, eppure quanto mi sembra lenta a declinare questa luna antica. Ritarda il compimento dei miei desideri come fa una matrigna o una suocera che vuole togliere le speranze a un erede impaziente. 4 giorni verranno presto assorbiti dalla notte, e 4 notti faranno presto passare il tempo con i loro sogni. E quindi la luna, come un arco d'argento appena teso in cielo, contemplerà infine la notte delle nostre feste nuziali. Ogni felicità a Teseo, nostro famoso duca. Grazie a te, Egeo, che succede? Vengo a te pieno di afflizioni e con lagnanze contro la mia bambina, la mia figliuola Ermia. Vieni pure avanti, Demetrio. Mio nobile signore, quest'uomo ha il mio consenso per unirsi a lei in matrimonio. Ed ora vieni tu, Lisandro. E quest'altro, un mio grazioso duca, ha stregato il cuore della mia bambina. Che dici, Ermia? Supplico vostra grazia di farmi conoscere qual sarebbe la peggior sorte che io potrei incontrare nel caso in cui mi rifiutassi di sposare Demetrio. La segregazione perpetua dalla società degli uomini. E quindi? Cedi, mia cara, e anche tu, Lisandro. Vedi di rassegnare il tuo... Tu hai l'amore di suo padre, Demetrio. Lascia che io abbia quello di Ermia. Sposa lui piuttosto. Lisandro, un insolente. È vero. Egli gode del mio amore. Ermia mi appartiene. I suoi diritti io li ho intestati a Demetrio.
Perché non dovrei sostenere i miei diritti? Demetrio amava Elena e lei si strugge di devozione per quest'uomo pure ed incostante. Sì, ho sentito questa storia. Demetrio amava Elena. Cara Ermia, vada a far coincidere i tuoi desideri con la volontà di tuo padre. Egeo, Demetrio, venite con me. Vieni fuori. Da tutto ciò che ho mai potuto leggere o udire, il corso di un amor sincero non si è mai svolto in modo liscio e piano. Se dunque gli amanti veraci furono sempre avventurati, vuol dire che tale è il decreto del destino. Ascoltami, Ermia. Ho una zia vedova, erede di molte sostanze. La sua casa si trova a 7 leghe da te. Lì, mia bella Ermia, potrò unirmi a te in matrimonio. Se tu mi ami, involati furtiva dalla casa di tuo padre nella notte di domani, e nel bosco io resterò in attesa di te. Mio buon Lisandro, io ti giuro per l'arco più robusto di Cupido che in quel luogo ti incontrerò nella notte di domani. Mantieni la tua promessa, amore. Sempre ad amorizzare voi due? Elena! Il dio tassista, bella Elena, dove vai? Dici che son bella? Rinnega questa bellezza. Demetrio, ma la bellezza tua? Io lo guardo con frattacigliata, eppure egli continua ad amarmi. Se i miei sorrisi potessero apprendere tali arti. Abbi in questo conforto, che egli non vedrà mai più la mia persona. Il mio Lisandro ed io ci involeremo insieme da questo luogo, e nel bosco ci sposeremo. Addio, cara compagna di gioco, prega per noi. In Atene si dice che io sia bella quanto lei, ma che ne segue? Demetrio non se ne avvede e non vuol saperne. L'amore non guarda con gli occhi, ma con il sentimento. Ed è per questo che l'alatto Cupido viene dipinto bendato. Andrò a informare Demetrio della fuga di Ermia. E così, domani sera andrò nel bosco per inseguirla e tornerà indietro deluso e bisognoso d'amore. Bisognoso di me. Nel frattempo, una compagnia di attori improvvisati si ritrova nel bosco, nello stesso bosco dove sono fuggiti Lisandro ed Ermia, perché stanno cercando di mettere in scena una commedia da rappresentare alle nozze del duca Teseo. E quindi in questa compagnia troviamo Flute e troviamo Peter Quicks. Oh, dove ti eri cacciato? Mio buon Peter Quicks, dai, raccontaci di cosa parla la commedia. Per la Vergine Maria. Il nostro dramma è la molto lamentevole commedia, la crudelissima morte di Piramo di Tisbi. Una roba divertente. Io che parte farò? Tu, Nick Bottom, sei segnato per la parte di Piramo. Piramo? E chi è? Un amoroso o un tiranno? Un amoroso che poi s'ammazza, serenamente, per amore. Ci vorrà qualche lacrima, ma che il pubblico stia attento, perché io sono bravo in queste cose. Saprò dilungarmi in un patetico lagno. Oh! Flut, tu devi prenderti la parte di Tisbi. E chi è Tisbi? Un cavaliere errante? È la dama di cui Piramo si dovrà innamorare. Ma sono calvo. Farai Tisbi, così è deciso. Ma fate fare pure a me la parte di donna. La saprò recitare con un vocino sottile, sottile. Disney, Disney, bella Disney! Qui tuo Piramo s'appresta! No. Tu farai Piramo e tu, Flut, farai Tisbi. Ah, va bene. Ci ritroveremo sotto la quercia del duca per le prove. E chi manca è un vino. Nel frattempo, Lisandro ed Ermia sono scappati nel bosco. Elena è andata a riferire questa cosa a Demetrio e Demetrio li insegue, inseguita da Elena. Ma nel bosco c'è la principessa delle fate, Titania, e c'è il principe degli elfi, che è Obero, che stanno litigando per una storia di un paggio indiano che adesso non vi sto a raccontare perché è un po' noiosa. E si incontrano e all'incontro è testimone il folletto Puck. Sono proprio io quell'ottambulo burlone e faccio da buffone ad Obero e gli eccito il riso quando inganno uno stallone ben nutrito di fave imitando il nitrito della puledra. Oh! Ed ecco Obero
Ed ecco anche Titania. Cattivo incontro al lume della luna. Fiera Titania. Sei tu invidioso Oberon. Vieni forse dalle più remote balze dell'Inde perché la tua coturnata amante Ippolita da sposarsi con Teseo? Come puoi attentare in modo così svergognato al mio buon credito, pur sapendo come io sia a conoscenza del tuo amore per Teseo? Queste non sono che fabbricazioni della gelosia. Il mondo non raccapezza di più di quel stagione schiota e questo a causa delle nostre liti continue. Vengo soltanto da te e ti chiedo soltanto un fanciullo per farne il mio paggio. Mettiti pure il cuore in pace. Non darei quel fanciullo nemmeno per tutto il regno delle fate. Me ne vado, che se resto qui cominceremo a litigare sul serio. Andiamoli a trovare in teatro. Grazie. Allora, noi siamo pronti con la classifica. Io volevo chiamare qui accanto a me il sindaco di Vittorio Veneto, Gian Antonio D'Arè. Vi invito ad accoglierlo con un applauso perché fino a quest'ora, dall'inizio della serata qui con noi, possiamo portare un microfono al sindaco, grazie. Eccolo qua. Ci siamo lasciati un anno fa e sembra l'altro ieri, sindaco, Grazie, naturalmente complimenti all'organizzazione, complimenti alla manifestazione, perché è una manifestazione che la 10ª edizione, quindi è un'edizione importante. I complimenti perché è veramente uno spettacolo che la città merita, e complimenti perché non è facile di questi tempi organizzare, diciamo, eventi come questo, ma sappiamo che la passione, il bel canto e soprattutto dobbiamo citare anche il signor Barel, prego, perché effettivamente è lui il motore di questa manifestazione e merita veramente un applauso, perché se queste cose avvengono è perché c'è qualcuno che ha passione, qualcuno che ci mette impegno, qualcuno che effettivamente perde tanto tempo per trovare anche gli sponsor, che non è facile di questi tempi, e se riusciamo a fare questo lo dobbiamo a delle persone che veramente hanno la passione di queste cose. C'era, è stato bellissimo, una super emozione. Io davvero ho la fortuna, non solo ho la sfortuna di occuparmi del bilancio, ho la fortuna di occuparmi dei giovani, quindi passo molto tempo con i giovani, vedo i loro talenti, vivo le loro emozioni e dico che, come è stato detto prima, il nostro compito è star loro vicini, supportarli e fare un passo indietro per lasciare a loro il palco, perché ve lo meritate. Bravi. Grazie Assessore. Allora partiamo con il premio della critica. Possiamo già portare la targa così gliela consegniamo direttamente, grazie. Premio deciso da tutta la giuria, naturalmente, certo. Premio della critica per l'edizione 2013 ad Andrea Dalla Piazza. Direi di passare al sindaco per la foto di rito. Complimenti ad Andrea. Adesso lo possiamo dire perché l'altra sera io ho fatto una piccola introduzione, mi dispiace se ho un po' disturbato la giuria, poi mi sono ritirato perché, però volevo parlare della formazione musicale di cui tu fai parte perché è veramente di spessore. Sì, l'Art Voice Academy di Castelfranco Veneto, diretta dal maestro Diego Basso. E grazie anche perché c'è veramente tanta musica che portate in giro anche negli eventi molto molto importanti. Premio della critica lo abbiamo fatto, siamo pronti per quanto riguarda il premio del brano edito. Chi consegna? No, non lo consegni tu, lo facciamo consegnare all'assessore? Così ci alterniamo nella consegna del premio. Vincitrice dell'edizione 2013, brano edito, è Marina Bettiol. Adesso da tenere in mano. Provo se vuoi. Provi. Anche per il fotografo, sai, Prima di arrivare all'Olimpo se n'è inventato un altro,
se ne ha inventato un altro di premio, questa sera sarà solo menzionato, poi farà avere... Verrà stampato e consegnato. Come al solito. Lei però, maestro, non può sorprenderci ogni anno con questi premi perché ci coglie a tradimento. Allora, per l'interpretazione e l'originalità dell'arrangiamento, premio speciale, verrà consegnato in un secondo momento, agli Event Horizon. Per adesso solo una stretta di mano. Una stretta di mano. Prima del premio del brano inedito volevo chiamare qui colei che dietro le quinte e nei giorni precedenti, e devo dire anche nei mesi precedenti, ha sofferto un po'. Miranda Arnosti. Ce la fai? Sì? Sei ancora piena di energie? Soddisfatta, contenta? Cosa ci dici subito a botta calda? Soddisfatta sì, perché comunque abbiamo sempre tante belle realtà, ogni anno se ne aggiungono di nuove e quindi, che dire, è una bella cosa perché comunque loro sono straordinari, sono fantastici e poi anche quello che si crea dietro le quinte, come ho sempre detto, è una cosa meravigliosa. Io ho sempre puntato personalmente, grazie anche alla Orve Pubblicità, a Promo Eventi, al signor Barel, per questa manifestazione. È una cosa a cui ci credo tantissimo e i frutti si vedono perché comunque certi cantanti che sono usciti da questo palco adesso lavorano nei locali e man mano andranno avanti. Ne abbiamo anche avuto un assaggio qui da noi questa sera come ospiti, c'era Tiziana Iudica, c'era Stefano dall'Armellina e quindi insomma per noi è un trampolino di lancio. Io vorrei chiamare a questo punto Egidio Barelli, il patron di questo evento, 10 anni non li dimostra, vieni pure Egidio, prima del premio. Il sindaco ha parlato chiaramente della difficoltà del momento, noi non vogliamo ritornare sempre sui soliti passi, però un plauso lo facciamo per questa ragione soprattutto e per aver portato ancora una volta in porto questo festival, che qualcuno aveva dimenticato tra l'altro. Ma difatti l'abbiamo lasciato un po' nel cassetto per 14 anni, chiaramente la grinta di Miranda ha fatto sì che tutto quanto si riprendesse da capo. Abbiamo iniziato 3 anni fa con una grossa soddisfazione, abbiamo trovato degli elementi veramente molto capaci nel mondo della canzone, purtroppo non hanno la possibilità di avere palcoscenici tipo questo, tipo altri per mettersi in risalto. Noi speriamo di dare una piccola mano, chiaramente ci sono altre strade da fare. Diciamo che Vittorio Veneto per me è sempre un punto di partenza, avrei bisogno un po' di più forza da parte del comune, perché effettivamente per tutto il rispetto che ho nei confronti di Darè, che è il mio amico, però effettivamente la fatica che abbiamo fatto soprattutto quest'anno è notevole e io sto lottando con i denti per tenerlo Vittorio Veneto, però non nascondo che ho anche avuto altre proposte. C'è qualcuno che ti corteggia, ma il cuore tuo è qui. Senti, sì, più che al sindaco dovresti rivolgerti all'assessore al bilancio, perché insomma è lei che poi deve far quadrare i conti. Ma è che io parlo con lui per un attimo di più confidenza. Bene. Comunque grazie a tutti comunque. Prego Miranda. Sì, no, perché ci siamo noi, ma c'è un'altra persona importante che merita un plauso ed è Edoardo Fainello, che ha lavorato tantissimo, a parte gli spettacoli che avete visto nel corso di queste 3 serate, ma è stato davvero un valido collaboratore e io sono onorata di averlo. Arianna consegna al sindaco il trofeo, chiamiamolo decisamente tale. Tra l'altro, sindaco, a proposito di bilancio, qui c'è una busta, la facciamo vedere, perché oltre al premio che vedete fisicamente sul palco in questo momento c'è anche una borsa di studio, c'è un valore economico importante che andrà al vincitore, alla vincitrice o al gruppo che tra non molto andremo a salutare. Io intanto però vorrei personalmente ringraziare Orve Pubblicità per avermi dato ancora una volta il modo di essere in questo importante evento. Ringrazio Arianna perché è stata una simpaticissima compagna di viaggio anche quest'anno.
Io ringrazio ovviamente Claudio De Stefani. Prima di piangere, però. Prima di piangere. Bellissimo questa sera in modo sì, particolare. Grazie anche tu. Ringrazio la giuria, molto qualificata, e come giustamente Barel diceva, la difficoltà di riuscire ad organizzare un evento di questa portata, ma anche la difficoltà di avere comunque, chiamo lei, ma naturalmente tutti i suoi colleghi stasera, una giuria competente, pronti per eleggere il vincitore dell'edizione 2013 del Festival Voci Nuove di Vittorio Veneto, brano inedito portato al successo, è il caso di dire, da Vita Cultura. Un passo avanti a questo gruppo. Avanti ragazzi, forza per le foto qui. Una bella sorpresa, decisamente, anche per voi, Ecco Miranda che consegna la busta. Dentro c'è un questionario, dovranno rispondere a 27-28 domande, se riescono a superarle. No, non scherzare così. Non è così. Ci sono dei soldini dentro. Ragazzi, voi andate a... Ehi, non avete mica finito? Dobbiamo risentire il pezzo. Ricucimi addosso i pensieri abbandonati tra i nembi di tempesta, nei soffitti stellati. Han creato in questa stanza un microclima tropicale, con le palme e le spiaggette di incertezza artificiale. Oh barista, spinami un'altra vita da mezzo, mentre sgranocchio le mie notti e sbriciolo le mie mattine. Con le mie palpebre spengo le lampadine, con le matite delimito il mio umore. E piove dentro ai miei occhi arrugginiti, e piove sui miei sorrisi seppelliti, e piove sul mio microfono innescato, e piove sul cuore inutilizzato. Desiderare di perdere il lume della ragione per non rendersi conto di essere un chimico del male, e non stare a pensare di guardare chi calpesto, e non stare a sperare di avere altri qui al mio posto. E ho bisogno di sentirmi stanco, almeno per un poco, bisogno di cambiare. Ormai l'ossigeno è scontato tra i desideri ed un futuro, il nostro ego che si muove. E viva la rivoluzione, o perlomeno se non piove. Ma qui piove sempre, piove sempre, piove sempre, piove sempre. Oggi non ho più bisogno di sentirmi abbandonato, rincuorare un po' me stesso è un piacere malinconico, come lampi in un istante da un profilo e viso al cielo. Da ogni parte lo si guardi, nulla può essere sempre nero. Grazie mille.